Sta per suonare l'ultima campanella per le famiglie i cui figli non sono ancora in regola con le vaccinazioni. Scattano infatti il 10 marzo le autocertificazioni presentate dai genitori che attestavano la situazione vaccinale dei piccoli o documentavano l'avvenuta prenotazione dell'appuntamento per iniziare o completare l'iter. Entro l'11 marzo, anche se assicurano dalla FISM non saremo così rigidi ma daremo qualche giorno in più, le famiglie dovranno presentare il certificato vaccinale in caso siano in regola o altrimenti la prenotazione con le date delle sedute vaccinali. Chi non provvederà entro i termini previsti rischia una sospensione dei figli da scuola. Questi bambini sono quelli che non hanno ancora cominciato a fare le vaccinazioni e che non hanno neanche nessun appuntamento. Sono circa 600 per le classi di età appunto dal 2013 in poi. Ci sono poi quei genitori che hanno presentato documenti che esonerano i figli dall'obbligo vaccinale o rimandano le vaccinazioni per una non idoneità temporanea. Sarà in questi casi che le scuole invieranno i dati all'ULSS per un'ulteriore verifica. Sarà nostro dovere aiutare le scuole che ce lo richiedano a controllare se queste informazioni, questa documentazione che è stata data dai genitori dei bambini è plausibile e quindi rende posticipato l'ingresso nel ciclo vaccinale. Nel caso non venga presentata alcuna documentazione, la normativa è ben chiara. Nel caso in cui i genitori non consegnino nulla per il 10, 11 o 12, ecco, questa è la scadenza delle autocertificazioni, oppure non consegnino nulla in seguito alle verifiche dell'ASL dove i bambini risultino non in regola, a quel punto bisognerà provvedere con un provvedimento di sospensione della frequenza. I bambini saranno riammessi solo quando i genitori presenteranno la documentazione richiesta. Uffici scolastici e dell'ULSS al lavoro per verificare la validità dei certificati presentati in caso di mancata vaccinazione. Deve essere fatta dal pediatra di libera scelta del bambino. Ci sono anche giustificazioni non mediche che impediscono al genitore di portare il bambino a vaccinarsi. Non siamo così cattivi, però chiaramente non è che possiamo continuare a accettare palesi scuse per rinviare la vaccinazione. Già nei mesi scorsi c'è stata la sospensione di un paio di bambini nella Marca Trevigiana i cui genitori non avevano presentato a settembre nemmeno le autocertificazioni. Stando ai dati della FISM, in Veneto sono una trentina le famiglie che hanno già annunciato la volontà di ritirare da nidi e scuole materne i propri figli, altrettante quelle ancora indecise sul da farsi. Lo zoccolo duro dei Novax concentrato tra Alta Padovana e Pedemontana, Vicentina e Trevigiana.